Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. Il Tribunale del Riesame di Catania ha accolto il ricorso presentato dalla Procura etnea che chiedeva la custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 5 indagati nell'operazione Atena per scambio elettorale politico-mafioso. L'inchiesta riguarda le elezioni comunali del 2022 a Paternò. Tra i 5 c'è anche il sindaco del comune etneo, Nino Naso. E rimaniamo a Catania, dove la Procura, durante un'udienza del processo Università Bandita, ha sollevato una questione di legittimità relativa all'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio. A processo, lo ricordiamo, ci sono 51 imputati, per cui la Procura ha chiesto 39 condanne e 12 assoluzioni. Prossima udienza fissata per il 21 ottobre. Operazione della Guardia di Finanza che nel Messinese ha effettuato un sequestro da oltre 15 milioni di euro legato al tracollo finanziario di 5 aziende operanti nel settore della produzione e del commercio di arredi e mobilio per cucine. Tra le tre le persone indagate per bancarotta fraudolenta. La polizia ha arrestato un 41enne palermitano beccato con oltre 3 kg di droga nascosti in casa. L'uomo, residente nel quartiere Sperone e trovato in possesso anche di un'importante somma di contanti, è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, un produttore di vini nel Palermitano ha lanciato l'allarme per quella che sarebbe un'invasione di cinghiali che starebbero distruggendo interi vitigni. L'imprenditore ha chiesto aiuto alle autorità per porre un freno al fenomeno che gli sarebbe costato fino ad ora oltre 700.000 euro in 5 anni. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.